Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete, da sempre c'è questo mistero delle piramidi, da chi sono state costruite, chi dice che sono stati i nostri antenati, qualcuno giustamente dice gli schiavi dell'epoca, però tutti gli archeologi non sono di questa opinione. In effetti tutti quanti dicono il contrario, in effetti loro credono al 1000 per 1000, non al 100%, che sono stati costruiti da persone molto intelligenti, quindi sicuramente non diciamo, di natura umana, quindi qualcosa che va al di là della nostra comprensione. Quindi qui non si tratta di essere ingegneri, non si tratta di essere archeologi, qua si tratta che la piramide, anzi tutte le piramidi, purtroppo sono di una perfezione che perlomeno per gli esseri umani di quell'epoca era una cosa impensabile proprio. Quindi diciamo che la maggior parte, diciamo, delle persone crede che siano stati gli alieni. Adesso io non posso dire sì, è stato gli alieni, sono state le visite extraterrestri, gli antichi dei, cioè non possiamo dire certamente sono stati loro, però una cosa è certa che non siamo stati noi umani a fare una cosa di queste, quindi la risposta allora ti viene automatica. Quindi la grande piramide di Giza, ragazzi, è la più enigmatica delle tre, in effetti. Essa è posta verso nord, con pochi gradi di errore. Poi tutti gli edifici sono spettacolarmente, ragazzi, allineati. Nel solstizio d'estate, se visto dalla Sfinge, il sole tramonta al centro della grande piramide e la sua vicina di Chefren, l'altra piramide. Quindi sul solstizio d'inverno, invece, il sole sorge esattamente nel lato sinistro della base della testa per andare lungo il lato destro della sua base. Quindi è tutto calcolato, ragazzi, cose che non mi potete dire che a quell'epoca esistevano persone che erano in grado di fare tale tecnologia. Cioè, pensate che la piramide di Giza è pure la più antica e con i suoi 481 piedi, quindi più o meno 146 metri di altezza. Quindi la curvatura si trova esattamente a quello che oggi corrisponde il raggio della Terra, cioè tutte cose coordinatissime perfette. Poi tutti i cunicoli che ci sono dentro, ragazzi, sono tutti collegati in effetti con la costellazione di Orione, quindi non è tutto casuale, quindi tutto quello che ci sta dentro è tutto collegato con la costellazione addirittura. Quindi non si sa come, non può essere che delle persone semplici, degli schiavi, abbiano potuto fare una cosa simile. Quindi non può essere proprio, a parte che poi spostare quei massi come hanno detto loro, quei travi, spostare quei blocchi, ma non pensiamoci proprio. In effetti ultimamente era stata fatta una scoperta che forse una gru era stata l'artefice della costruzione della piramide, ma nessuna gru può permettersi di alzare un braccio con quella cosa di legno, poi era fatta di legno e di ferro quella lì. Quindi diciamo che ci stanno tante cose che non si tornano. Ad esempio ci sono quattro piccoli condotti all'interno che sono allineati con il centro, che sono esattamente allineati con la cintura di Orione. Quindi pensa un poco perché così al momento del passaggio degli dei. Quindi era tutto calcolato minimamente per filo e per segno. Quindi non possiamo dire, ma non perché uno vuole offendere ragazzi e dire vabbè erano schiavi, erano, non è che erano diciamo ignoranti, no, in effetti non avevano le nozioni di base, in effetti eravamo primitivi, non si tratta di ignoranza oppure altro, si tratta che non ci stava tutta questa tecnologia, quella adesso non si può fare la piramide, l'hanno fatta invece milioni di anni fa, quindi oggi come oggi fare una piramide per noi è difficile. Con tutta la tecnologia che abbiamo, a noi risulta difficile fare una piramide di Giza.
E questi come l'hanno fatto milioni di anni fa? Con lo Spirito Santo veramente? E no, ragazzi, dai. Allora, qualche cosa è stato che l'ha fatta, quindi non credo che nessun umano possa costruire una piramide così perfetta che è tutta collegata con le costellazioni di Orione, la cintura di Orione, i cunicoli, poi il solstizio d'estate, l'ombra si proietta qui, il solstizio d'inverno, l'ombra si proietta così. No, troppe riflessioni, sarebbe una cosa proprio. Sì, sì, Annabella, sì, adesso sono tornato, quindi ho fatto questo video adesso, proprio adesso, anche perché proprio adesso sono venuto sia dal tribunale, sia dalla questura, sia dall'igiene mentale, quindi ho fatto la 14ª denuncia come avevo detto, quindi sì, sì, avvocatella, anche per gli altri piramidi, tutte quante hanno una cosa che non va, tutte quante perfette, tutte quante allineate con qualche costellazione nel cielo, quindi solstizio d'inverno, solstizio d'estate, quindi il mistero è grande, cioè non si può capire come questi che non avevano nessuna tecnologia abbiano fatto queste cose, quindi una spiegazione logica ci deve stare. Di certo non erano i famosi schiavi che portavano i massi lì per fare le cose, no, quelli non potevano, ma neanche il regizio in effetti poteva fare una tecnologia, nemmeno gli ingegneri hanno fatto, ma nessun ingegnere attualmente può fare una cosa così, cioè collegare tutto con la costellazione imperfetta, proprio se la costellazione di Orione sta qui, quei cunicoli stanno lì dove stava sepolto quello che era morto, il Tutankhamon, lui corrispondeva nella cintura della costellazione. Cioè, no, troppo perfetto, dai, la perfezione non può essere casuale, quindi, perché tutte le piramidi poi sono proiettate verso una costellazione specifica nel cielo, quindi non è casualità. Un popolo così primitivo faceva delle cose così perfette, non perché io ho detto ignorante nel modo spregevole, no. Dico che all'epoca noi eravamo dei barbari, dei primitivi, quindi non avevamo l'intelligenza di oggi, i metodi di oggi. Quindi, ma sì, quelli stavano all'età, tipo all'età della pietra e del legno lì, e del ferro. Ma già solo i blocchi, spostare quei blocchi. Già era impossibile per qualsiasi, anche se stavano 1 milione di schiavi, era impossibile sempre. Perché se vi ricordate la storia, questi blocchi fatti con le piramidi stavano a distanza, ma non mi ricordo quanta chilometri erano lontani che li andavano a prendere e li portavano lì. Quindi già solo il pensiero che questi blocchi enormi venivano trasportati a centinaia di chilometri da una parte all'altra, già questo ti fa pensare, ma come hanno fatto? Cioè, non può essere, no? E poi, a parte, facciamo pure ipotesi che ci sono riusciti a portarli, ma come hanno fatto a collegare tutte le costellazioni con tutte le piramidi che ci sono? Tutta combinazione. Poi il solstizio d'inverno, la base sta qui. Nel solstizio d'estate, no, non può essere tutto coincidenza, ragazzi. Dove stavano, diciamo, i re egizi morti, lì ci stava il passaggio per gli dei, ci stava la costellazione di Orione. Manca a farlo apposta, guarda che coincidenza. Questi qua non solo erano bravi a caricare tutta sta roba, poi avevano una visione del cielo perfetta. Quindi non si può spiegare, ragazzi, no, è impossibile. Quindi troppi enigmi. Quindi diciamo che in effetti non si può e basta. Oggi qua ragazzi, bellissima giornata, sono stato a Salerno sempre per i miei problemi personali legati sempre a quella persona. Comunque, giornata grandissima, stanno montando le luci d'artista già sul Carmine, già stavano mettendo le luci e già i primi bus di turisti stavano arrivando. Non ho fatto una diretta perché sono dovuto andare prima in questura, poi all'igiene mentale, poi in tribunale, quindi sono arrivato poco fa proprio, quindi ho fatto proprio un corri proprio perché sono sceso verso quando ho fatto il penultimo video, quindi
un casino proprio, poi stampa tutti i fogli, portali qui, portali un casino comunque. Comunque al finale abbiamo fatto la 14ª. Guarda, neanche, Annabella, neanche a me, eh. Questa è la prima volta, quindi non pensare che io in vita mia ho avuto altre cose così, facci proprio. Anche perché stamattina ho bisticciato quel questore di qua, io ho dato il cellulare in mano, ho detto leggile tutti quanti i messaggi, leggile uno per uno, cioè ho dato il cellulare in mano e leggile, perché quello non mi credeva, gli ho dato il cellulare, gli ho fatto vedere che stavano tutti i messaggi, mettila qua, guarda da uno a uno. E gliel'ho promesso che la prossima volta gli porto quello delle Iene lì. Quindi o provvede o gli porto io l'ho avvisato, guarda. Ho detto la prossima volta che vengo, vengo con quello di Canale 5 qua. Quindi vedi che cosa vuoi fare. Perché è del 24 di agosto del 2018 che questa storia va avanti. Quindi come volete fare? Veniamo qua, poi andiamo al tribunale. E perlomeno usciamo sul canale 5, ci divertiamo un po', qual è il problema? Tanto sto su YouTube che vado sul canale 5 che cambia? Non cambia nulla a me. Quindi diciamo che è stata una giornata un po' movimentata, quindi corri corri ho fatto oggi. Meno male che il traffico oggi non ci stava tanto, quindi subito sono passato da una parte all'altra. Stavo dicendo? Sì, 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 ho il riposo, sì. In effetti era una bella giornata, ragazzi, stanno montando le luci già, quindi già sul corso di Salerno già avevano montate le luci, quindi ma adesso dovevano fare, penso, la villa comunale, che perché ci sono passato, perché la questura sta proprio vicino alla villa comunale, lì ancora il giardino incantato non è stato fatto, quindi ancora nulla. La lungomare stavano i camion fermi e hanno incominciato più o meno a fare. Sì, sì, per Natale, sì, sì. Sul Carmine a scendere già avevano messo, stavano tagliando stavano potando gli alberi e mettendo, diciamo, le luci d'artista, in effetti. Quindi mano a mano scendono per il corso e poi arrivano. Sì, ma quelli già devono partire adesso per trovarsi per novembre, avvocate. Poi devo accendere l'albero di Natale, diciamo, sul corso a Porta Nuova, quindi diciamo che si devono già muovere. Calcola che quest'anno vogliono cambiare, vogliono mettere cose nuove, quindi devono montare ferri, luci, un casino. Poi Salerno comunque devono fare tutto il Carmine, devono fare il corso, poi devono fare tutta Porta Nuova, poi devono fare la lungomare, poi la villa comunale, poi devono fare Pastena, Mercatello, che sono altre zone di Salerno. Quindi sì, sì, ma stamattina ho bisticciato Annabella proprio di brutto con questore. Stamattina non sono andato in questura, direttamente nella stanza del questore sono andato. Ho detto, secondo voi se è normale, ho detto, dal 24 di agosto stare così? No, e voi non avete fatto niente. E qua sta scritto, ho detto, che sta scritto qua, sezione anticrimine. Ho detto, meno male. Ho detto, questa sarebbe la famosa sezione anticrimine. Di che cosa? Oh, mi sono fatto, guarda, ho fatto proprio un casino esagerato. Io entro, vedo sezione anticrimine. Oh, ma ho visto, da un anno e mezzo stiamo così. Ma la cosa più brutta, sai qual è, Annabella? Guarda, la cosa più brutta è che io l'ho detto sempre, nel mio passato c'è stato un periodo dove avevo il bar che ho fatto un po', diciamo, non il cattivo perché non mi reputo cattivo, eh. Ho fatto, diciamo, una condotta, diciamo, per la legge un po' particolare, quindi giocavano con le carte a soldi, quindi era gioco d'azzardo, ma io l'ho sempre detto, quindi non l'ho mai rinnegato il mio passato, quindi non lo rinnegherò mai e giocavano a soldi da me. Quindi sono stato denunciato un paio di volte per gioco d'azzardo e quindi in effetti sono stato condannato. Io non ho detto né A né B. Giustamente la legge aveva ragione e io ho pagato il mio debito con la giustizia. Quindi io l'ho detto io, guarda, io quando avevo il bar e tu sei venuto da me a condannarmi a dire Giuseppe, tu il gioco d'azzardo così, 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 io ho accettato la tua cosa perché
È vero, io avevo questo gioco d'azzardo e quindi io mi reputo che stavo sbagliando, io lo so benissimamente, io l'ho detto. Mi avete condannato, ho pagato, ho ringraziato, quindi non ho nessun debito con lo Stato. Avete attuato la legge, ci sta. Io non vi dico nulla perché è il vostro mestiere. Adesso che io vengo qui a chiedere giustizia, la giustizia non c'è. Cioè, qua si parla di minacce proprio qui. Io purtroppo su YouTube non posso leggervi i messaggi che arrivano, ma quelli che ha visto il questore non erano messaggi pacifici. Molti a me e molti a voi, diciamo a voi del canale. Quindi proprio, diciamo, messaggi proprio pesanti, quindi immaginate o fatemi un'ipotesi, a quella la faccio tutta così, a quella la faccio tutta così, quella la trovano qua, quella la trovano là. Quindi il questore io l'ho fatto leggere, quindi non mi può dire che il numero è ben visibile della signora. Allora io ho detto, voi preferite prima che scappa il morto e poi che intervenite. È sempre così, ho detto. Questo mo lascia perdere che lo stalking maschile è molto più o meno, di solito è l'uomo che dà fastidio alla donna. Però ho detto stavolta è il contrario. Ha detto voi aspettate prima che succeda un guaio e poi voi prevenite. Ho detto che succede se io trovo la signora poi? Ah, ma tu no, poi chiama a noi. Pensiamo che io non c'ho, io mi devo difendere oppure mi devo fare, no? E io la trovo davanti, no? Dopo un anno e mezzo che questa mi minaccia di tutto e di più. Io secondo te come reagisco? Reagisco, oh, grazie. Ditemi voi, io come devo reagire secondo te? Non hanno detto né A né B. Poi vieni e mi vuoi arrestare. Poi è giusto, dico sì. Se poi te la mando in ospedale, vieni e dice no, devi venire con noi. Come funziona? Ho detto questa è la legge. Comunque davvero un casino. Al finale gli ho consegnato direttamente a lui tutto il fascicolo perché erano secondo me 100 pagine, non mi ricordo più nemmeno quanto ho detto, contatele tutte quante voi perché io devo scappare perché poi sono andato al tribunale a portarle al giudice e poi sono dovuto, meno male che stanno più o meno tutti nella zona, sono andato all'igiene mentale perché io l'ho detto pure all'igiene mentale, si deve vedere questa signora se davvero soffre, non lo so, io non giudico nessuno, non voglio essere giudicato. Se però questa persona soffre, va curata, allora ho detto, vedete che potete fare perché oramai non è più un gioco, è diventata proprio una cosa pesante, ho detto, quindi se voi vedete che cosa dovete fare, andate a vedere psicologicamente come sta, quindi se, ma Annabella, ti giuro, guarda, ma io allora qua non è problema, io mi so difendere. Guarda, io quando avevo il bar, Annabella, senza offesa, i ragazzi vicino a me non si avvicinano proprio. Io ancora oggi ho 43 anni. I ragazzi a me qua mi portano rispetto perché sanno che tipo sono. Cioè, non guardate, io quello che ho detto, io, ma io lo sempre, Avvocatella lo sa bene, io non ho mai rinnegato il mio passato, quindi partiamo da questo. Io sono stato sempre non nella città, nella strada. Io nella strada ci sono vissuto, solo che io mi sono messo a lavorare, sono cambiato, diciamo così. Quindi dalla strada mi sono tolto e mi sono messo a lavorare, non ho fatto più guai, diciamo che mi sono messo il bar e quindi io mi sono tolto dalla strada. Però non pensiamo che io sia uno scemo, nel senso buono. Cioè, ancora oggi i ragazzi del quartiere che adesso sono quelli che, sa, si atteggiano e fanno nel quartiere, mi portano ancora rispetto perché sanno che se vengono con le mani non hanno la buona con me. Anche perché io ti ripeto, io l'ho detto a Avvocatella, ma l'ho detto a tutti, a parte che sono grosso, a parte che c'ho una forza che fa paura, a parte che ho fatto la box per tanti anni, ho fatto bodybuilding per tanti anni, quindi diciamo che se la colpisco un solo colpo
la signora rischia proprio grosso, quindi ho pure paura di alzare le mani. Io a volte non bisticcio perché ho paura. Io quando ero più ragazzo, io evitavo perché sapevo che se colpivo qualcuno lo facevo davvero male. In effetti una sola volta ho colpito un ragazzo alla mandibola, gliel'ho fratturata, questo per 4 mesi ha dovuto mangiare con la cannuccia. Mi ha fatto pure una denuncia, quindi sono stato denunciato per questo. Quindi so che purtroppo c'è una forza esagerata di natura proprio. Quindi no, mi metto pure paura di reagire contro uno che gli combino. Mio padre, i miei fratelli mi conoscono, quindi hanno paura di me. Perché dice Peppe, se la colpisce, Peppe la fa male. E si sono messi in mezzo anche i miei fratelli, mia mamma, mio zio, perché mi conoscono. Io se la colpisco, non so come va a finire poi. Non è che io la devo picchiare, io la devo colpire una sola volta. E non voglio evitare di andare carcerato, parliamoci chiaro, perché la legge non vuole fare la sua giustizia. Quindi mi aspetto che la giustizia faccia il suo corso, cosa che è 1 anno e mezzo non avviene. Quindi personalmente io proprio non ho proprio paura. Ah, io ho paura semmai di farla davvero male, quindi voglio evitare questa cosa. Quindi di alzare le mani, anche perché io, come ho detto tante volte pure quando stavo qua, io a casa tutti i giorni faccio i pesi per tenere sempre la mia forza che ho sempre tenuto, ma da giovane, non è perché mi voglio vantare, ma io alzo 120-130 kg facilmente e lo faccio quotidianamente a casa con i pesi. Quindi diciamo che le mie braccia sono abituate a tenere questa forza. E quindi io a volte mi rendo conto che a volte quando ero ragazzo io evitavo di bisticciare perché che ne so, do un pugno a qualcuno e lo mando a creature che fa, passa un guaio perché sono bisticciato, dai. Allora io cerco di evitare. Una volta a 20 anni un ragazzo è venuto, mi ha dato un pugno, non mi ha fatto nulla, io ho dato un pugno io, è svenuto. L'hanno portato in ospedale, il dottore ha detto che il cuore si era fermato, io mi sono messo paura. Cioè, e allora mi sono reso conto che io con le mani devo stare fermo, perché mi rendo conto che, non lo so, la forza è troppa. Quindi anche se non sono alto, però sono bello doppio, mi rendo conto che purtroppo, non lo so, è la natura, come dico io, sono fatta proprio così, non ci posso fare nulla. Quindi cerco sempre, evito proprio di iniziare di arrivare alle mani. Sì, avvocato, un ragazzo, questo mi ha dato un cazzotto, io non mi sono proprio mosso, diciamo, perché non mi ha fatto nulla a me. Io ho dato pugno io a lui, questo è svenuto, il dottore è venuto, ha detto che il cuore si era fermato, poi fortunatamente si era ripreso il ragazzo. Aveva incominciato di nuovo però per una frazione di secondi aveva detto che non sentiva più il cuore. Cioè, alla fine mi sono messo pure paura, ero ragazzo, eh. E diciamo, l'altra volta il ragazzo gli ho rotto la mascella per 4 mesi, questo non ha potuto mangiare, gli hanno dovuto applicare tutto un macchinario in bocca, un casino proprio. Allora ti rendi conto che devi evitare di fare a botte con qualcuno. Anche se in queste 2 volte non è che sono stato io, sono stato aggredito e mi sono difeso a finale. Quindi fortunatamente ne sono uscito pulito a finale. Poi ho aperto i bar e lì sono stato condannato. No, sono stato condannato per il fatto del gioco d'azzardo che da me giocavano a carte e quindi giocavano a soldi, ma questo io l'ho sempre detto anche alla polizia, alla questura quando venivano i controlli, io lo dicevo, se cercate, io quello dicevo sempre, bisticciavo sempre con la polizia, con i carabinieri, io dicevo guardate, se siete venuti qua per trovare la droga, qua non la trovate. Se invece siete venuti perché giocano a carta, allora potete venire. Quindi avevo controlli a ripetizione, a un certo punto te l'ho detto pure a te, avvocate, ho chiuso il bar, l'ho venduto e buonanotte l'ho tolto da mezzo, proprio perché ultimamente la polizia, questura, finanza era un casino e quindi
E mi sono messo a lavorare, ho fatto il pescivendolo, ho fatto di tutto per far stare bene nella famiglia, che poi è andata anche male, vabbè, lasciamo stare. Però voglio dire, io sono cambiato da tanti anni, quindi sono andato a fare fiere, ma di tutto, ho fatto il pescivendolo. Sì, è una donna, quindi non posso, perciò io mi metto proprio paura di toccarla. Quindi al finale evito, quindi ho cercato il piacere alla signora del piano il primo, che è una mia amica, ho detto guarda se viene questa poi fammi il favore, io non posso perché sai come sono, ho detto se puoi tu. E la signora ha detto non ti preoccupare, se viene sotto il portone me la vedo io. Quindi ho tanti amici qua che ho fatto, ma non che ho fatto bene, diciamo che quando avevo i soldi, Annabè, ha avuto, diciamo che io ho aiutato tante persone che stavano male all'epoca e che ancora oggi forse stanno male, non è che sono cambiati poi i tempi. Però quando avevo il bar e guadagnavo, ho fatto del bene quasi a tutti, quindi diciamo che qui mi tengono in palma di mano in effetti. Quindi quando parlano di me parlano sempre bene. No, no, ma io è giusto per dare una spiegazione, cosa che tu lo sai, io non ho mai rinnegato, il mio passato non l'ho mai rinnegato per nessuno, quindi non lo farei mai, quindi non mi importa proprio perché io sono stato così e dico che è così, quindi perché devo dire una cosa vera? Poi ho lavorato in Germania, Finlandia, ho lavorato duro, veramente duramente, quindi sono cambiato, ho cambiato vita, ho lasciato la strada, mi sono messa a fare tante altre cose e basta, sono cambiato. Quindi voglio dire io, gliel'ho detto a quest'ora, non significa che una persona che è cambiata è diventata improvvisamente brava. No, semplicemente la persona vuole stare tranquilla, non vuole avere più problemi con la giustizia e basta. Quindi vuole stare come diciamo noi qua a Salerne, che la capa poeta. Però neanche voglio essere dato fastidio, io non do fastidio a nessuno perché devo avere fastidi. Poi vai a cercare la giustizia e poi vedi la giustizia, un anno e mezzo stiamo qua quasi e stiamo ancora a bisticciare io, i carabinieri e il giudice. E questo ora. Cioè, ma è possibile? Io l'ho promesso, porterò quello delle Iene di Canale 5 lì e vediamo poi cosa dirà ai ragazzi delle Iene. Vabbè ragazzi, scusatemi se vi ho scocciato di tutto sto posino. Adesso vado a mangiare, mi riposo un poco, quindi stacco un po' la spina e ci sentiamo più tardi, quindi ci vediamo dopo. Quindi a dopo ragazzi, ciao a tutti.